Ben trovati amici sportivi con le telecamere della Wii Sport, pronte come ogni fine settimana a mostrarvi il meglio del calcio a 11 messinese. Ci troviamo quest'oggi allo stadio Giovanni Celeste di Messina per seguire la 16ª giornata del campionato Beretti. Il girone E vede scendere in campo la CR Messina che ospita la capolista Juve Stabia, i padroni di casa, quarta forza del campionato, a quota 22 punti, frutto delle 7 vittorie, del solo pareggio e delle 5 sconfitte ottenute. La Juve Stabia invece, come già detto, si trova al comando della classifica con 32 punti, frutto delle 10 vittorie, dei 2 pareggi e della sola sconfitta ottenuta. Quindi gran match quello che aspetta i ragazzi di Mister Greco quest'oggi, che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nel precedente turno in trasferta contro il Catania. Ospiti della Juve Stabia invece che hanno ottenuto una grande vittoria tra le mura amiche contro la Regina. Qui stiamo vedendo le squadre che scendono a centrocampo. Grazie a tutte le nostre grafiche abbiamo visto gli 11 scelti dai due mister per darsi in battaglia e allora sembra quasi tutto pronto per cominciare. La CR Messina con il classico completino giallo-rosso, la Juve Stabia col completino giallo-blu. È quasi tutto pronto per iniziare, saranno gli ospiti a battere questo primo pallone di gioco, attaccheranno da destra verso sinistra dei vostri schermi, risponderanno i padroni di casa da sinistra verso destra. La prima occasione è proprio per i padroni di casa che mettono questo pallone in mezzo, che in qualche modo finisce sul destro di Bossa, che prova a calciare, poi pallone che resta ancora lì, arriva Bossa che è in posizione regolare. Non aveva sbandierato il guardialini, allora subito clamorosa occasione da parte di Fabio Bossa per trovare il vantaggio, spreca tutto però il numero 10, ma attenzione perché la CR è partito forte, adesso dall'out di sinistra ci provano, qui era stato Maniscalchi a provare l'azione personale, anzi Ventola scusate, il suo sinistro però si è spento alto sulla porta protetta da Riccio, qui ancora un'occasione per la CR con il pallone che danza pericolosamente in aria e finisce sul sinistro ancora di Bossa che però viene murato sul più bello, la Juve Stabia non ci sta, allora risponde dall'altro lato conquistando un calcio di punizione che viene scodellato in mezzo, nessuno riesce a spazzare via il pericolo, allora il pallone che rimane lì per Chirullo che prova a girarlo col sinistro, palla che però finisce alta, nessun problema per Sanavia, estremo difensore dei padroni di casa che adesso continuano a subire l'attacco, qui attenzione perché la posizione è regolare di Sappavone che calcia il primo intervento di Sanavia che poi però non può nulla sul destro di Procida che si è ritrovato il pallone lì e con un falco dell'area di rigore ha insaccato il gol che vale il vantaggio per la squadra campana che dopo 20 minuti sul cronometro del direttore di gara passa in vantaggio. Rivediamo qui la prima pezza dell'estremo difensore dell'ACR che poi però non ha potuto nulla sul numero 11 che si trova al posto giusto al momento giusto e allora sblocca la partita la Juve Stabia che adesso avrà un'altra occasione conquistando questo calcio di munizione molto interessante affidato a Spavone che però colpisce debole, ancora Sanavia non ha problemi a bloccare la sfera, la CR prova a rispondere dall'altro lato qui con Faiello che fa tutto benissimo, poi serve Bossa che arriva su questo pallone ma con il destro non riesce a dare la giusta forza e allora la palla si spegne tra le braccia di Riccio, la Juve Stabia quindi torna in avanti, attenzione perché qui un errore della retroguardia della CR potrebbe favorire il contropiede, spreca tutto però Spavone che calcia alle stelle. Sul finale prova la CR a riconquistare il pari conquistando un calcio di munizione, ha qualcosa qui da recriminare un difensore che dice di essere stato trattenuto, non è dello stesso avviso il direttore di gara e attenzione perché prima del fischio finale della prima frazione di gioco rischia di combinare la frittata, qui Elefante che con retropassaggio di testa stava per trovare l'autogol dal calcio d'angolo che ne consegue, nulla di fatto e allora il direttore di gara controlla il cronometro e dice che può bastare così per la prima frazione di gioco che si spegne per 1-0 in favore dei padroni di casa. La Juve Stabia che ha trovato il gol grazie alla rete di Procida al 20° della prima frazione di gioco che sta regalando la vittoria alla squadra campana. Nel frattempo abbiamo visto i primi riscaldamenti prima che le due squadre ritornino in campo per la seconda frazione di gioco che ricomincia in questo momento, la CR che proverà a pareggiare la partita ma dopo 2 minuti l'occasione per chiuderla è ancora per la Juve Stabia, qui ancora Procida a fare tutto benissimo, viene atterrato in area di rigore da parte di Alivernini, per il direttore di gara nessun dubbio, calcio di rigore, sarà Procida contro Sanavia, proprio il numero 11 che si incaricherà della battuta di questo calcio di rigore ma lo fa malissimo mandando il pallone al lato, sprecando quindi l'occasione per chiuderla definitivamente e allora pochi minuti dopo la CR ci crede, un cross in mezzo, Bossa è bravissimo ad anticipare Riccio e staccare di testa per il gol che vale l'1-1, conquista il pareggio la CR Messina, esplode di gioia la tribuna dello stadio Giovanni Celeste, riapprezziamo qui il movimento di Bossa sullo splendido assist di Licata dall'out di sinistra, il numero 10 che insacca
la palla alle spalle di Riccio e 1-1, e attenzione perché la CR avrà ancora un'altra occasione qui con questo calcio di punizione affidato a Picozzi, che però spara alto, ne avranno un'altra poco dopo di punizione, questa volta è Ventola che prende la rincorsa, pallone che deviato stava per fare Riccio, alla fine però finisce rimessa laterale, la Juve Stabia però vuole ottenere i 3 punti e prova a spingere in avanti, qui ancora con Chirullo che prova a rientrare sul destro e calciare, lo fa debolmente e ancora Sanabria può bloccare la sfera, ancora Juve Stabia, qui il pallone in mezzo è buono ancora per Spavone che era in posizione regolare a 2 passi da Sanabria, ha mandato alto, primo cambio, attenzione qui per la CR Messina compatta che prenderà il posto di Pellegrino, ed è ancora la Juve Stabia che, attenzione, qui con Chirullo prova a rendersi pericoloso, c'è un grande intervento di Faiello che nega l'ultimo tiro al numero 10 della formazione campana, che però sta continuando a spingere, a premere sull'acceleratore, la CR Messina sta cercando di resistere agli assalti dell'ACR, qui era stato ancora Spavone a mettere al lato, uscirà adesso l'autore del gol dell'1-1, uscirà anche il numero 11 per far spazio a Cicala. Ultimi cambi qui per la CR Messina per provare a passare in vantaggio sul finale di gara, ne avranno l'occasione qui con Maniscalchi che però spedisce alto, adesso un calcio di punizione ancora in favore dei padroni di casa con il match che è ancora fisso sull'1-1, qui bello il tentativo ancora di Maniscalchi che prova a girare verso l'incrocio dei pali alto, palla che finisce fuori al 42esimo, a 2 minuti dalla fine, arriva però come un fulmine a ciel sereno questo cross dentro di Elefante, non la tocca nessuno, non la tocca nemmeno Chirullo, e allora il gol del vantaggio della Juve Stabia a 2 minuti dalla fine. Non sono riusciti a resistere quelli dell'ACR che proprio sul più bello si sono fatti rimontare la partita, Juve Stabia 2, ACR 1. Alla fine della gara ci sarà un'occasione clamorosa per i padroni di casa che però sprecano tutto qui con Licata che era riuscito ad arrivare su questo pallone ma spedito alto, e allora siamo agli sgoccioli della gara, il direttore di gara controllerà il cronometro subito dopo e con il triplice fischio metterà fine ai giochi, la Juve Stabia è riuscita a 2 minuti dalla fine a trovare il gol del vantaggio, ACR Messina che nonostante la grande partita torna a casa con una sconfitta, facendo comunque una buonissima figura contro la capolista. Dalle nostre telecamere per questa settimana è tutto, alla prossima!